Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi porto una notizia che sicuramente susciterà le nostre emozioni. Secondo il rinomato quotidiano Tuttomercatoweb, il club sta elaborando una strategia per mantenere in rosa il nostro caro Victor Osimhen. Ai primi di giugno, dopo la fine del campionato, il Napoli incontrerà l'entourage del giocatore per discutere una proposta di rinnovo. L'obiettivo è prolungare il suo contratto per altre 2 stagioni, portandolo fino al 2025, oltre a offrire un significativo aumento di stipendio. Ma il punto chiave di questa trattativa sarebbe l'inserimento di una clausola rescissoria. L'idea del Napoli è quella di fissare la clausola rescissoria a 150 milioni di euro, consapevole che tale importo può essere oggetto di trattativa. Un rinnovo di contratto sarebbe un modo per rimandare di un altro anno un eventuale trasferimento, permettendo ai tifosi del Napoli di sognare più a lungo la presenza di Osimhen nel nostro attacco. Tuttavia, è importante garantire la sicurezza nel caso in cui accada qualcosa di inaspettato. Questa notizia porta sicuramente un misto di speranza e ansia in tutti noi. Victor Osimhen è stato un giocatore chiave nella nostra squadra e la sua permanenza sarebbe un grande risultato per il club e per noi tifosi appassionati. Ora, vorrei sapere la sua opinione su questo possibile rinnovo di contratto con Osimhen. Credi che debba restare al Napoli e aiutarci a fare grandi cose? Lascia il tuo mi piace e condividi la tua eccitazione e le tue aspettative per il futuro del nostro club nei commenti. Continueremo a monitorare attentamente questo scambio e forniremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili. Speriamo che tutto si risolva e di poter vedere Osimhen brillare nella nostra squadra più a lungo. Grazie per aver guardato e condiviso con noi questa passione per il Napoli. Tieniti informato e insieme vibreremo ad ogni nuovo traguardo. Alla prossima volta, cari fan! E ora, la domanda immancabile. Qual è stato il momento più memorabile di Osimhen con la maglia del Napoli finora? Lascia la tua risposta nei commenti e ricordiamo insieme i fasti del nostro attaccante. Forza Napoli sempre!